su questo paese. Dalle imprese che internazionalizzano al locale. Ambi Veneto è l'associazione regionale dei consorzi di bonifica presieduta da Giuseppe Romano. Di cosa si occupa Ambi Veneto e come ce l'ha raccontato proprio lui. In Veneto o in Italia? Allora, noi ci occupiamo principalmente di due grandi filoni, sempre di acqua. Portarla via quando piove molto, quindi tutta la gestione della difesa del suolo e della manutenzione, chiamiamola così, noi la chiamiamo della bonifica, cioè portare via l'acqua quando piove, e di irrigazione. Questi sono i due grandi filoni che noi abbiamo. E quindi noi ci occupiamo principalmente di questo, poi ci occupiamo anche di altre cose, perché in questo contesto noi stiamo aprendo discorsi importanti per quanto riguarda lo sfruttamento, tra parentesi, di risorse che sono qui. L'idroelettrico, ad esempio, è una parte sempre più importante che soprattutto alcuni consorzi che riescono a farla la fanno molto volentieri. Però di questo ci occupiamo, e ci occupiamo in modo normale per noi e non comprensivo per altri, che è questa gestione mista pubblico-privata, nel senso che noi siamo enti di diritto pubblico ma privati, cioè noi gestiamo i soldi dei nostri contribuenti, perché a loro chiediamo i soldi per le manutenzioni di tutta questa rete che è stata passata in capo ai consorzi di bonifica in Veneto dal 2004, tutta la rete idrografica minore, quindi tutte le idrovore che ci sono, o gran parte delle idrovore che ci sono, io dico tutte fondamentalmente, le idrovore che ci sono in Veneto, che sono oltre 400, e tutta la manutenzione ordinaria. Ricordiamo che mi diceva 700 in Italia. Sono quindi 700 in Italia, di cui 400 in Veneto. Ricordiamo anche un altro piccolo particolare, che nel Veneto, nel territorio di competenza dei consorzi di bonifica, 1/3 del territorio è sotto il livello del mare. Per cui siamo una piccola Olanda o una grande Olanda, dipende dai punti di vista. Però è evidente che qui si è costruito e qui si è fatto un percorso. La Repubblica di Venezia è diventata famosa nel tempo per aver deviato corsi e fiumi, non corsi d'acqua, fiumi. Per cui nel tempo si è creato questo sistema di bonifica, tant'è che gran parte dei consorzi hanno origine appunto nell'età veneziana. E quindi questo sistema di bonifica, che ha avuto i suoi albori in Veneto e poi è stato replicato in tutta Italia, è una partita estremamente importante, perché consente ai proprietari dei fondi di pagare le manutenzioni, quindi di agire e di fare le manutenzioni ordinarie su questi canali, su questi idrovori, su questi impianti, di mantenerle attive, quindi di mantenerle funzionali al territorio. Questi costi sono a carico dei contribuenti, di chi ne riceve un beneficio. I contribuenti di consorzi di bonifica sono tutti proprietari di immobili e di immobili, quindi di terreni e fabbricati che ricadono nel comprensorio del consorzio. L'altra cosa importante che noi facciamo è che abbiamo degli uffici di progettazione che, partendo dal fatto che noi conosciamo il territorio e che ci lavoriamo tutti i giorni, progettiamo tutta una serie di opere di ammodernamento e di manutenzioni straordinarie di queste strutture, di questi canali, di queste idrovore, di questi... Il Veneto è cambiato dai tempi della Repubblica. Il Veneto è cambiato. Diamo due dati. Poi è arrivata la crisi del mattone, la chiamiamo, no? Ma fino al 2010 si passava da terreno agricolo a terreno fabbricabile 5.000 ettari all'anno. 5.000 ettari di terreno agricolo veniva trasformato in terreno urbanizzato, ed è evidente che cambia quindi la natura, e quindi è evidente che cambiano poi anche gli scoli, quindi cambia l'acqua che arriva alle idrovore, l'acqua che arriva ai canali. Oltre a questo c'è la variabilità del clima, perché queste bombe d'acqua una volta non c'erano, oggi sono più frequenti, si concentrano in momenti diversi, per cui questa grande variabilità.